Va ora in onda la rubrica Oggi parliamo di, a cura di Carmen Morandin. Ben ritrovati. Dagli studi di Veneto Globo Radio Conegliano, Carmen Morandin vi augura una serena giornata. Quest'anno la mia rubrica ha cambiato nome e è Oggi parliamo di. E oggi, per oggi parliamo di, metto gli occhiali perché altrimenti non ci vedo, parliamo di medicina e politica. Ho il piacere di avere qui con me il dottor Capelli. Buongiorno, dottor Capelli. Buongiorno a lei. Il dottor Capelli è chirurgo generale e toracica, ma ho voluto incontrare il dottor Capelli perché? Perché il dottor Capelli è milanese di nascita, coneglianese di adozione, ha avuto la fortuna di formarsi alla scuola del dottor Veronesi. Essendo deceduto il dottor Veronesi qualche giorno fa, mi pare, e volevo parlare con lui e vedere se voleva spendere due parole a proposito del dottor Veronesi. Buongiorno a tutti, innanzitutto cari spettatori di Veneto Globo e Radio Conegliano, grazie Carmen Morandin dell'invito che mi hai fatto. Sì, è vero, io da milanese ho avuto il piacere e la fortuna di essere strutturato all'Istituto Europeo di Oncologia fondato dal professor Veronesi e sin dall'esordio, perché mi ricordo ancora come fosse oggi che siamo entrati un mese prima dell'apertura ufficiale della struttura al pubblico per sviluppare tutti i protocolli per rendere operativa la struttura e poi da lì abbiamo aperto questa struttura e sicuramente ho avuto il piacere di lavorare per 6 anni gomito a gomito col professor Veronesi e sicuramente posso dire che è stato un gran maestro dal punto di vista sicuramente medico, oncologico, ma anche da un punto di vista come uomo, perché sicuramente aveva un profondo rispetto, una profonda sensibilità per gli ammalati e questo sicuramente è una cosa che trasmetteva anche, io ero giovane allora perché ero laureato da pochi anni e ho avuto proprio il piacere di apprendere questo modo, questo stile, che poi non è fatto solo di sensazione o di formalismi, ma è proprio un modo di rapportarsi con chi sta male, con chi soffre, con chi ha una neoplasia. E anche di capire come di fatto si possa vincere la guerra contro il cancro. È vero, non tutte le persone soprattutto giungono noi alla donne, guarigione. penso ne ha salvate moltissime. Assolutamente, lui è stato quello che ha permesso di fare degli interventi meno mutilatori. Prima delle sue tecniche qualsiasi intervento resettivo sulla mammella comportava comunque l'amputazione di tutto l'organo, mentre lui ha portato avanti delle tecniche poi verificate scientificamente e dimostrate che con un risparmio del grosso della ghiandola mammaria di fatto si aveva le stesse possibilità di sopravvivenza, anzi meglio, creando anche un minore impatto da un punto di vista estetico e funzionale e quindi tutto questo per una migliore qualità della vita delle persone. Benissimo. Mi è fatto proprio piacere ricordarlo perché anche per noi profani è stato un grande uomo. Allora, dottore, lei ha detto che si occupa di chirurgia generale e toracica, ma cosa significa toracica? Allora, la chirurgia toracica è una vera e propria specialità che praticamente tratta tutte le patologie che stanno dal diaframma fino allo stretto toracico superiore, in particolare quindi i polmoni, il mediastino, l'esofago, ma in particolare tutto il grosso della patologia è proprio quella legata ai polmoni. Chirurgia toracica quindi che per l'85% della sua attività è purtroppo legata ad una patologia di tipo neoplastico, perché il cancro del polmone rimane un big killer ed è sempre al primo posto per incidenza e mortalità nell'uomo, ma anche nella donna ultimamente ha scavalcato il cancro dell'utero e ha portato di fatto ad essere il secondo per incidenza e mortalità nella donna subito dopo il cancro della mammella e studi stanno dimostrando che col passare degli anni, essendo sempre più le donne e le ragazze che fumano,
Studi epidemiologici danno che nell'arco di qualche anno potrebbe diventare anche per la donna purtroppo il primo tumore. E il cancro del polmone rimane a tutt'oggi una seria problematica. Noi pensiamo che solo in Italia ogni anno vengono colpite da questa patologia 40.000 persone, cioè pensiamo a una città un pelo più grossa di Conegliano di persone che ogni anno vengono colpite da questa patologia. Sono stati fatti grandi sforzi per cercare di avere una diagnosi precoce, ma tutt'oggi quando si arriva a diagnosi circa il 50% delle persone, quindi 1 su 2, non può essere candidata a un intervento chirurgico con intento radicale. E che questo vuol dire poi una prognosi per quanto tutto quello che concerne l'oncologia medica, la radioterapia, terapie biologiche, altri tipi di terapie hanno migliorato sicuramente le prognosi, però a oggi senza un intervento chirurgico con intento radicale purtroppo non abbiamo la possibilità di una guarigione completa. Ma questo aumento di cancro ai polmoni è dovuto solo a un discorso di fumo o possono esserci anche delle incidenze a livello climatologico, non so, a livello sicuramente emissione di polveri sottili, eccetera? Allora, sicuramente ci sono 2 aspetti fondamentali. Uno, la prevenzione primaria e la prevenzione secondaria. Per quanto concerne la prevenzione primaria, ossia quelli che possono essere gli elementi in qualche maniera che possono portare all'insorgenza del tumore, sicuramente, almeno per quello che concerne il carcinoma spinocellulare o squamocellulare, questo è direttamente correlato al tabagismo. Ecco perché prima citavo che la dimostrazione è stata prima della rivoluzione, diciamo del 68-70, quindi dell'emancipazione della donna, erano pochissime le donne che fumavano e statisticamente questo tipo di tumore era quasi irrilevante percentualmente nella donna. Con diciamo, la rivoluzione dell'emancipazione della donna, di fatto la donna ha cominciato a fumare e questa comparsa del tabagismo, che poi spenderei 2 parole in più perché in questo momento forse sono quasi più le ragazze che fumano rispetto ai ragazzi percentualmente, ha portato progressivamente a un incremento dell'incidenza di questa patologia anche nella donna, fino ad arrivare, come dicevo, al secondo posto, e stime recenti, calcoli recenti danno che nell'arco di una decina d'anni potrebbe esserci addirittura il sorpasso nella donna di questo tipo di problematica rispetto al cancro della mammella. Cosa possiamo fare? Sicuramente non è che solo il fumo delle sigarette è la causa unica responsabile, però come ho detto sicuramente per uno dei tumori principali del cancro del polmone, cioè lo squamocellulare e lo spinocellulare, è dimostrato scientificamente che è direttamente correlato. Per altri tipi di tumore, vedi per esempio l'adenocarcinoma, non c'è una diretta correlazione con il fumo di sigaretta, rientrano tanti altri fattori, sicuramente incide sicuramente quello che è l'inquinamento in senso generale, le polveri sottili, leggiamo tutti i giorni di questo tipo di problematiche, sicuramente rientrano fattori genetici nostri, personali, ma mentre diventa più difficile parlare di una prevenzione su fattori ambientali, di inquinamento, di cose riferendosi al singolo, sicuramente quello che può fare il singolo è quello di non fumare. Io su questo conduco ideologicamente una battaglia, perché quello lo possiamo cambiare, questo stile di vita, tutto sommato abbastanza facilmente, e questo potrebbe determinare, se non altro, una diminuzione del carcinoma squamocellulare o spinocellulare, che poi è comunque uno dei 2 maggiori tipi di cancro del polmone. Quindi questo dipende fondamentalmente da noi, e quindi spiace vedere che forse da questo punto di vista si sta un po' allentando la percezione così socialmente del danno da fumo. Invece sarebbe importante, soprattutto nei ragazzi, nelle scuole, così spingere sulle campagne di prevenzione in questo senso.
Ma per essere, cioè così, per avere un'idea della nostra salute, cosa possiamo fare? Per esempio, se noi volessimo capire se i nostri polmoni sono a posto, cosa bisogna fare? Allora, poi è chiaro che parliamo adesso invece di prevenzione secondaria. Cosa fare? È un tumore subdolo, perché purtroppo non dà grandi sintomi fino a che magari non si è manifestato in maniera importante. In più teniamo presente, cito per esempio un fumatore, perché sicuramente un fumatore sarà più facilmente asmatico, bronchitico, quindi presenta degli elementi come elevata produzione di muco, tosse mattutina, e quindi anche i segni precoci che potrebbero essere tosse secca, stizzosa, presenza magari di emofte. Questo invece è un segno caratteristico, cioè la perdita con qualche colpo di tosse, per esempio, di un po' di sangue. È chiaro che di per sé questo segno non è che deve diventare automaticamente un segno d'allarmismo, però se succede in un ragazzino può avere un significato. Se succede in una persona magari quinta, sesta decade di vita, fumatore da 20-30 anni, ecco che qualche problema in più ce lo dobbiamo porre, perché altrimenti rischiamo di perdere magari la possibilità di una diagnosi precoce. Diagnosi precoce che è fondamentale comunque, perché laddove si prende un tumore in primo stadio, quindi un tumore precoce che non ha ancora invaso i linfonodi, abbiamo una sopravvivenza a distanza di 5 anni, quindi di oltre il 60-65% dei casi. Se noi prendiamo prima 40.000 nuovi casi in Italia ogni anno, e abbiamo detto prima, il 50% di questi, quando viene fatta diagnosi, non sono eleggibili per un intervento chirurgico, di quegli altri 20.000, se siamo in una fase precoce di patologia e il paziente è candidabile all'intervento chirurgico anche per le condizioni cardiorespiratorie, ecco che ha la possibilità reale di guarire. Quindi è fondamentale stare attenti ai sintomi e anche muoversi in maniera precoce, rivolgendosi, qualora ci fossero dei problemi, agli specialisti, quindi alla pneumologia, perché ormai la medicina è integrata. Altro insegnamento molto importante del professor Veronesi: non esiste il trattamento delle patologie oncologiche dal punto di vista monotematico. Faccio il chirurgo toracico, mi occupo in particolare della chirurgia, l'oncologo si occupa delle sue problematiche, il radioterapista delle sue, il pneumologo dell'altra. La patologia va vista in maniera integrata e occorre muoversi in maniera multidisciplinare per ottenere i migliori risultati possibili, sia nella diagnosi precoce sia nel trattamento, che poi deve essere multidisciplinare. Su questo sono proprio convinta, che credo che noi poveri pazienti tante volte ci lamentiamo appunto perché andiamo da un medico con un sintomo e il medico si ferma al sintomo e non vede dal punto di vista globale. Siccome abbiamo ancora pochi minuti, dottor Capelli, io so che lei, vorrei chiudere il discorso medicina, so che lei è anche assessore, consigliere comunale. Lei di che squadra fa parte? Ma guardi, io francamente, ammesso che abbia ancora un senso oggi parlare di destra e di sinistra, sono sicuramente schierato nell'ambito delle forze di centrodestra. Sono stato comunque, siedo in consiglio comunale all'opposizione dell'amministrazione attuale, perché ritenevo, e credo che i fatti me ne diano ragione, la ringrazio di questa domanda, che la giunta targata Zambon non fosse all'aldilà di quelle che possono essere le comunanze anche magari sui problemi più d'apertura nazionale, però non potesse rappresentare una valida risposta alle problematiche della nostra città. E mi riferisco, per fare qualche esempio pratico, al problema sicurezza, degrado del centro, dare una risposta a delle problematiche anche di definizione di nuove aree, pensiamo solo alle aree inutilizzate, l'area ex site che adesso andrà a coso, tutta l'area ex Sette Borghi, quindi ci sono dei problemi di incompiuta, la via Merigo Vespucci, ma pensiamo anche al rilancio della città, che io credo che in questo momento sia evidente a tutti che si fa fatica
a definire una città molto vivace e attiva, la situazione della città attualmente. In questo senso penso che sia stato anche negativo aver favorito una periferizzazione tramite l'apertura di più centri commerciali all'esterno della città, perché questo sicuramente determina anche un problema reale di gestione di tutto quello che è il centro, sia da un punto di vista commerciale ma anche conseguentemente di vita cittadina. Dottor Cappelli, siccome è interessantissimo il discorso medico, ma è interessante anche il discorso di amministrazione comunale, io la inviterei un'altra volta a parlare con me. Cosa ne dice? La ringrazio a priori e vengo sicuramente. Benissimo. Allora, noi adesso chiudiamo qua, però l'aspetto sicuramente per un'altra puntata e parliamo, e anche per 2, per 3, per quello che vorrà. E parleremo sia di una cosa che dell'altra, ok? Io la ringrazio. Adesso salutiamo i nostri ascoltatori e quindi da Carmen Morandin vi auguro ancora una buona giornata e vi do un cordiale saluto e saluto il dottor Cappelli. Grazie e buon lavoro. Grazie. Avete visto ed ascoltato la rubrica Oggi parliamo di A cura di Carmen Morandin.